Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, ha firmato un'ordinanza di protezione civile per liquidare oltre 13 milioni di euro per il maltempo. Si tratta di pratiche relative ad interventi eseguiti secondo le procedure d'urgenza nella fase di prima emergenza e riferiti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio calabrese nel mese di gennaio dello scorso anno. Tali procedure sono quelle disciplinate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009. Sarà riaperto il dibattimento nel processo d'appello per l'omicidio di Francesco Fortugno. La decisione è stata presa dai giudici della Corte d'Assise d'Appello che hanno accolto una richiesta avanzata dai difensori degli imputati e dall'accusa. La Corte ha invece respinto la richiesta avanzata sempre dalla difesa di annullamento della sentenza di primo grado per una presunta parentela tra la Presidente della Corte d'Assise di Locri, Olga Tarzia, e Fortugno. Il processo è stato quindi rinviato all'8 giugno. Maxi sequestro di ricci di mare dei finanzieri di Nicotera Marina a Ioppolo nel Vibonese. Le Fiamme Gialle hanno sorpreso e denunciato 3 soggetti, tutti della provincia di Palermo, che avevano abilmente occultato in 30 ceste circa 6.000 esemplari di ricci di mare appena pescati, prelibata specialità gastronomica protetta dalla legge che vieta tassativamente la loro raccolta nel periodo di fermo biologico dal 1 maggio al 30 giugno per garantire il ripopolamento. Sono state elevate multe per oltre 9.000 euro. La Sorical, ente gestore dell'acqua calabrese, ha applicato un aumento di tariffe del tutto arbitrario e illegittimo e minaccia la Soacro, che gestisce il servizio idrico crotonese, di ridurre la fornitura dell'acqua perché lo ritiene moroso. È quanto ha denunciato il presidente della Soacro, Giovan Battista Scordamaglia, annunciando il ricorso ai decreti ingiuntivi promossi dalla Sorical e l'eventuale denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di servizio pubblico se dovesse procedere alla riduzione della fornitura d'acqua. Rischio paralisi per l'ospedale di Crotone a causa della decisione della società Obiettivo Lavoro di non fornire più all'ASP 134 lavoratori interinali che operano da tempo nella struttura. La società interinale infatti ha un credito inevaso nei confronti dell'ASP di circa 4 milioni e mezzo di euro. Della questione si è occupato il tavolo di crisi attivato presso la provincia che sta cercando di trovare la soluzione migliore sia per i lavoratori che per i servizi dell'ospedale. Tra le ipotesi avanzate, quella della mobilità in deroga dei lavoratori. In occasione della celebrazione della festa del 2 giugno, la sezione crotonese di Italia dei Valori ha organizzato la Festa dei Valori Costituzionali. L'evento, dedicato alla celebrazione della Repubblica Italiana, sarà articolato in diversi momenti e prevede una tavola rotonda presieduta dall'onorevole Leoluca Orlando, portavoce nazionale dell'IDV. La giornata si concluderà con il concerto de Il parto delle nuvole pesanti alle 20:30. Il premio Oscar 2010 per la fotografia del film Avatar Mauro Fiore è stato ricevuto ieri mattina nel Palazzo della Provincia di Cosenza. Durante l'incontro il presidente Oliverio ha donato una medaglia d'oro a Fiore, appositamente coniata per l'occasione. Cordiale e sorridente, il direttore della fotografia del Colossal ha risposto alle molte domande dei giornalisti e ha dichiarato: «Sto lavorando ad un progetto, presto girerò un film in Calabria», e ricordando il momento della premiazione ad Hollywood ha aggiunto: quel momento proprio pieno di emozioni, pieno di non lo so cosa, mi ho sentito proprio nel mio cuore esprimermi e dire la verità. L'Italia ha i suoi convocati per i mondiali di Sudafrica 2010. Tra i 23 giocatori selezionati dal CT Marcello Lippi figurano anche i 2 calabresi e campioni del mondo Gennaro Gattuso, centrocampista del Milan, e l'attaccante Vincenzo Iaquinta della Juventus. Giovedì e sabato gli azzurri saranno impegnati in 2 amichevoli, rispettivamente contro Messico e Svizzera, per testare i meccanismi della squadra. Il primo avversario in Sudafrica sarà il Paraguay lunedì 14 giugno alle 20:30.